Ben ritrovati in una nuova puntata di Cronache Trevigiane, siamo a Pieve di Soligo nella sede di Gruppo Ascopiave dove si è svolto un'iniziativa da un titolo veramente pregnante, Energia Vincente. Siamo con il presidente di Ascotrade Stefano Busolina, Ascotrade che ha promosso questa iniziativa con i suoi dipendenti, con i suoi collaboratori. Qual è allora il significato di questo evento? Il significato di imparare qualcosa da chi ha avuto poco dalla vita, da chi è stato sfortunato e grazie alla sua energia, grazie alla sua forza di volontà è riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era dato. Abbiamo sentito le voci di ospiti con delle esperienze di vita straordinarie, Bebe Vio, Franco Antonello e poi Matteo Giomo. Quali insegnamento hanno dato? Come si diceva prima, è stata una lezione di vita. Io sono veramente felice di aver dato questa opportunità all'azienda, ai nostri collaboratori, di vivere queste 2 ore assieme a questi 3 personaggi che ci hanno trasmesso veramente, parlando con il cuore della loro vita, un insegnamento di vita. Devo dire che veramente alcuni passaggi sono stati toccanti per tutti noi e si diceva prima da domani mattina andiamo negli uffici e facciamo contaminazione, parliamo con chi oggi non aveva tempo, non poteva essere presente e facciamogli veramente capire che adesso è giunto il momento, anche a causa delle condizioni sociali, economiche che stiamo vivendo, di mettere in ordine la scala dei valori. Questo ci aiuta veramente a migliorare anche la nostra vita. Non è solo attraverso il business, che è doveroso, che è la nostra mission, è doveroso per noi farlo, ma attraverso anche un giusto ordine nella scala di valori, e questo ci aiuterà anche nel nostro lavoro. Per noi i nostri clienti sono importanti, sono fondamentali, e capire che bisogna comunque risolvere i problemi dei nostri clienti prima dei nostri competitor per noi vuol dire raggiungere un grande obiettivo. Lo possiamo fare anche attraverso tutti questi insegnamenti che abbiamo ricevuto questa sera. Ascotrade certamente questa è una strada che sta percorrendo da un po' di tempo, numerose le iniziative sociali nell'ultimo periodo, magari vogliamo ricordare le più recenti. Su tutte io direi mi piace di cuore la seconda edizione. L'anno scorso abbiamo finanziato la realizzazione di 4 impianti sportivi di altrettante società venete paralimpiche. L'abbiamo lanciato 2 settimane fa, quest'anno avremo ancora, anzi nel 2015 avremo ancora altre 4 società premiate, quindi Ascotrade dà un segnale anche al territorio che è una società presente, che vive sicuramente di quello che vende attraverso i suoi contratti, che ha bisogno di clienti, ma sa anche ritornare il suo benessere e sa mettere la giusta attenzione al territorio.